Bene, amici appassionati del podismo e della corsa, eccoci qua. Oggi parliamo di Cormor Ultra, quindi parliamo di ultramaratone. È una specialità molto, molto particolare, non per tutti, diciamo così. Prendiamo spunto appunto dalla Cormor Ultra che stiamo presentando, come avete visto già da qualche trailer. E oggi siamo qua con una persona che insomma le ultramaratone le conosce bene, non solo, e ne ha vinte anche tante. Siamo con un grande campione, con Ivan Kudin, che ringraziamo intanto per essere venuto ad aiutarci così a parlare di ultramaratone. Per quei 2 o 3 ancora che non conoscono Ivan Kudin, diciamo insomma che è un grande campione, ha vinto tantissime corse, ha vinto più volte la 100 km Rimini Extreme, dico giusto? Poi il circuito è andato sempre sul podio del circuito dell'ecomaratone, la Rimini San Leo, cos'è, 100 km, no? No, 42, scusa, maratona, ecco, Rimini San Leo, poi non dimentichiamoci i campionati mondiali delle 24 ore dove insomma è salito sul podio, non solo, ha contribuito anche alle medaglie di squadra, ha vinto il titolo europeo individuale, giusto? E ha stabilito la miglior prestazione italiana di sempre. E poi per continuare con tutti i suoi titoli è l'unico italiano che ha vinto la Spartathlon, una gara massacrante di oltre 200 km da Sparta a Atene, quindi insomma è la persona giusta per parlare di ultramaratone. Allora Ivan, per chi magari si avvicina a questa distanza, si avvicina all'ultramaratone, intanto diciamo cosa sono le ultramaratone. Beh, come dice la parola stessa, le ultramaratone sono semplicemente le gare podistiche che percorrono una distanza superiore ai 42 km, la distanza della maratona classica. Essenzialmente vengono riconosciute diverse distanze a livello internazionale, per cui ci sono anche dei campionati mondiali. Le distanze canoniche sono la 50 km, la 100 km e la 24 ore. Poi esistono altre distanze, gare atipiche che uniscono città e via dicendo, quindi si svaria. Diciamo che l'ultramaratona è un fenomeno in costante crescita, c'è stato un primo boom all'inizio anni 80 con diverse gare, poi negli anni 90 sono ridotti leggermente il numero delle gare, soprattutto per problemi di tipo economico e organizzativo. Ora invece sempre più persone si avvicinano a queste specialità per mettersi in gioco, per provare delle emozioni che solo queste gare riescono a dare. Quindi c'è di nuovo una grossa crescita sia nel numero dei partecipanti che nel numero delle competizioni. Sì, dunque, come hai detto tu, è un movimento che insomma negli ultimi anni ha avuto grande incremento perché c'è tanto interesse verso queste distanze. E come hai detto tu, insomma, sono gare per chi vuole mettersi in gioco, no? Quindi adesso magari entriamo un po' più nello specifico sulla preparazione. Adesso chi intende partecipare alla Cormor Ultra, insomma, penso che sarà già da tempo che si sta preparando per questa competizione. Quindi ecco, magari spiegaci un po' come ci si allena, come ci si prepara, quanto tempo prima cominciare gli allenamenti per queste distanze. Ma diciamo che esistono diverse tipologie di allenamento e persone che impostano l'allenamento in modo molto alternativo. Io posso dire di aver trovato, diciamo, quello che è la tipologia di allenamento che mi permette di ottenere migliori risultati dopo tanti anni confrontandomi con altre persone. Io mi alleno e ho creato delle tabelle per altre persone impostando una prima parte della preparazione di circa un mese con degli allenamenti piuttosto veloci, rapidi, nulla di lungo, molte ripetute, scalette, insomma allenamenti tipici delle persone che fanno gare veloci fino a una mezza.
In un secondo tempo, invece, secondo periodo che dura tipicamente un paio di mesi, e arrivo invece a metterci lunghi. Sono lunghi che però non devono mai eccedere, ovvero sia cerco di evitare allenamenti o gare di preparazione superiori agli 80 km, perché altrimenti a livello fisiologico, diciamo, il decadimento delle prestazioni, anche degli allenamenti successivi, diventa significativo. Devono essere preparazioni, deve essere la gara finalizzata per tutto quello che c'è stato in precedenza, e poi ovviamente le solite 3 settimane di scarico per arrivare freschi a quello che è poi l'evento più importante che si sta preparando. Quindi sono gare che richiedono insomma qualche mese di Quattro preparazione, mesi, ecco, un sì. 4 mesi diciamo prima, ecco, di preparazione. Poi anche io penso, insomma, non so, adesso dici dal punto di vista mentale, queste gare sono da impostare, anche lì ci sarà da lavorare, perché sono gare, diciamo, tra virgolette, di sofferenza, di logoramento, diciamo, per il podista. Ha qualche consiglio anche per come affrontare dal punto di vista psicologico? E magari dopo, ecco, scusa, dopo se vuoi aggiungere anche, penso, non so, sull'alimentazione, su come curare quelle cose lì, sia prima, magari anche in gara. Ecco, dici tutto. Il consiglio è un buon psichiatra. A Scusate. parte gli scherzi, addirittura la nazionale di ultramaratona ha uno psichiatra motivatore che ci segue e cerca di coinvolgerci e riuscire a distaccare, diciamo, momenti negativi durante la manifestazione, durante la corsa, per poter superare quelle che sono le crisi. Le crisi sono di diverso tipo, sono di tipo fisico, di tipo alimentare, e comunque vanno a pregiudicare il risultato. Secondo me non è solo la preparazione fisica e atletica che porta al buon risultato, ma in assoluto è la reazione alle crisi e ai momenti di difficoltà che definisce la qualità della prestazione. Io sono convinto che assolutamente il 20-30% della prestazione sia dovuto all'approccio mentale alla corsa. Quindi rivolgetevi a un buon psichiatra, psicanalista. Ecco. Per quanto riguarda l'alimentazione, sì, io la seguo, la curo abbastanza, soprattutto negli ultimi periodi che vanno a precedere la gara e durante la gara stessa. Di nuovo, assieme alla nazionale ultramaratona mi sono state trovate alcune intolleranze alimentari, cerco di evitare nel periodo di preparazione, cerco di assumere quello che è il cibo adatto, insomma, con dei principi nutrizionali che comportino una dieta equilibrata, ma allo stesso tempo diciamo senza caricare troppo, insomma, riuscendo a raggiungere quello che è diciamo, l'apporto calorico necessario. Bisogna stare attenti perché sicuramente anche la dieta è variabile. Quando io devo fare un lungo di 80 km è ovvio che brucerò 6-7 mila calorie, e questo significa sicuramente alimentarsi in modo adeguato. Bisogna apportare ovviamente contributi a livello proteico, di zuccheri, di grassi, in maniera sempre corretta, anche in funzione di quelli che sono gli allenamenti stessi. Durante la gara sicuramente anche lì le mie prestazioni sono cambiate da quando ho iniziato a alimentarmi in modo diverso. Assumo in maniera veramente regolare degli zuccheri semplici, evito qualsiasi altro tipo di cibo per non appesantire troppo lo stomaco e non creare dei problemi digestivi. E sicuramente ho visto che non ho dei cali di forze, di energie durante la competizione, quindi è assolutamente fondamentale l'alimentazione in gara e l'idratazione, considerando che per esempio in una gara di 24 ore io vado ad assumere quello che sono 25-26 litri di liquidi, quindi è assolutamente fondamentale bere e bere in maniera continua e ben distribuita. Ecco, quindi avete sentito, insomma, sono gare che vanno preparate e curate, diciamo, sotto ogni aspetto, perché insomma è molto impegnativa sotto tutti i punti di vista, non solo fisico ma anche mentale, poi come ha detto Cudin dell'alimentazione, insomma sono tutti consigli, penso, preziosi per chi ha anche magari si è già cimentato su queste distanze, comunque son sempre utili, insomma, anche a chi, soprattutto anche per chi si avvicina, magari che vuol fare per la prima volta.
queste distanze. Adesso brevemente magari parliamo della nostra Cormor Ultra. Abbiamo detto 69 km, è un percorso che porta dalle colline al mare, che diciamo percorre nella prima parte interamente l'ipovia, quindi immersi nel verde, no? Su strade sterrate. Tu non hai avuto ancora mai occasione di correre questa competizione, comunque il percorso lo conosci bene, magari adesso così insomma brevemente ce lo puoi descrivere. Possiamo dire che la gran parte è su sterrato, quindi ci teniamo fuori dall'asfalto, dai centri abitati li passiamo, però insomma quasi tutta seguiamo il corso del Cormor, no? Sì, rientra forse più nei trail che nell'ultramaratona, è una gara molto particolare. Immagino che quasi il 90% del terreno sia sterrato, è uno sterrato assolutamente corribile. Nei primi 10 km ci sono dei leggerissimi ondulamenti, assolutamente non impegnativi. Nella seconda parte invece è assolutamente pianeggiante fino al mare, fino alla fine. Gara non facile, sicuramente deve essere gestita in maniera opportuna, equilibrando forza, energia e alimentazione. Impegnativa, si sono visti diverse persone che sono andate in crisi negli ultimi chilometri, in tutte le gare, in tutte le manifestazioni che ci sono state, e quindi il risultato non è scontato fino alla fine. Sicuramente il tempo è importante, la fortuna è che comunque è un terreno che assorbe abbastanza l'umidità, di conseguenza non ci sono pozze importanti, però con l'acqua, come è capitato l'ultimo anno, insomma, è stato decisamente più impegnativo. Gara assolutamente bella a livello paesaggistico, mi piace molto, insomma utilizzo anche parte del tracciato per fare alcuni medi, alcuni lunghi, quindi a me piace, diciamo è un terreno veramente battuto e molto scorrevole in cui si riesce a correre molto bene. Ecco, quindi avete sentito un pochettino come il percorso, come ha detto Iva, insomma è impegnativa comunque, sicuramente il fattore tempo meteorologico sarà, non dico determinante, però insomma anche lui l'ha sottolineato, sì. Speriamo ecco, di non dover avere un'altra edizione come l'anno passato in cui i poveri podisti hanno dovuto correre sotto la pioggia battente, sperzati dalla bora. Comunque insomma anche questa fa parte diciamo, dei rischi e del fascino di queste distanze. Bene, ringraziamo Ivan Kudin per la sua insomma, disponibilità ad essere venuto oggi qui a darci qualche consiglio a tutti voi che vi state preparando per questa competizione o in generale magari che volete avvicinarvi alle ultramaratone, come abbiamo detto nei nostri trailer precedenti. Per chi non è abbastanza di 42 ci sono anche queste distanze che sono affascinanti e sicuramente sarà bello per voi insomma correrle. Niente, grazie ancora a Ivan Kudin, speriamo di vederti quanto prima in un'edizione sul percorso della Cormor Ultra. In bocca al lupo per tutti i tuoi prossimi impegni. Possiamo dire cosa stai preparando? Ma sì, la prossima gara sarà il mondiale della 100 km. La condizione mia non è il massimo per un po' di problemini che ho avuto il mese scorso, sono stato fermo per quasi tutto il mese. Comunque, diciamo, hanno voluto confermare la mia convocazione nonostante io avessi deciso di lasciare spazio ad altri corridori. E poi se riuscirò a recuperare a fine mese sono stato invitato alla Spartathlon, per cui quella che è la gara più prestigiosa non mancherà, spero, con la speranza di poter arrivare in fondo per il terzo anno consecutivo. Bene, quindi magari riconfermare la vittoria dell'anno scorso, dai, devi difendere il primo posto. Bene, grazie ancora, speriamo di rivederti magari in qualche altra occasione per parlare di qualche altra ultramaratona o qualche altra corsa lunga, insomma, di quella distanza. Io vi ringrazio, vi do appuntamento al prossimo video, come sempre
vi dico buoni allenamenti, in questo caso seguite attentamente i consigli che ci ha dato Ivan Cudin e buona Cormor Ultra a tutti, alla prossima!